Sì, una giornata storica per il comune di Pederobba, è stato dato il giusto valore ai sacrifici di tante persone di 100 anni fa durante il primo conflitto mondiale. La medaglia d'oro è un coronamento di sacrifici appunto di tutta la cittadinanza di Pederobba. Questa giornata rimarrà nella storia. Il tutto è iniziato nel 2007 grazie allo spirito che aveva il mio amico Roberto Michelon, e l'iter è iniziato in quell'anno là e ci è voluto del tempo, però la perseveranza e la forza e l'impegno e la passione ci ha portato a questo grande risultato. La medaglia d'oro al valor civile consegnata al comune di Pederobba è stata data sostanzialmente per due motivazioni. La prima perché il territorio pederobese è stato teatro di guerra dopo la disfatta di Caporetto con la propagine del Monfenera e del Piave. Qui si è combattuta la battaglia d'arresto del novembre-dicembre lasciando parecchi morti e feriti sul territorio, con una devastazione totale degli abitati, il 100% delle case distrutte. E poi soprattutto l'aspetto civile di questa medaglia legata alla popolazione di Pederobba, che praticamente è andata tutta profuga, sperpagliata per l'Italia. L'87% della popolazione, il resto 13% erano i soldati al fronte, per cui qui il territorio è stato completamente abbandonato al destino dei soldati. Anche il municipio di Pederobba è stato trasferito a Loria e lì è stato per un anno. Tutti i pederobesi profughi sono partiti di mattina presto, una giornata piovosa, fredda di novembre, e con carretti chi li aveva trainati da buoi o anche a mano, caricando quelle poche masserizie per andare via da questi bombardamenti. Pensavano di star via 3-4 giorni, in realtà staranno via più di un anno, torneranno un anno dopo nel 19. Dall'area di Castellana, dove erano stati tutti arrecati, da lì sono partiti poi con i treni da Castelfranco e in un viaggio che non aveva meta, che non aveva destino, non sapevano dove essero portati. Fortunatamente sono stati i parroci, 3 parroci del comune di Pederobba, Onigo e Covolo, che li hanno guidati, sono stati una guida spirituale ma soprattutto un punto di orientamento. Li hanno seguiti nei diversi paesi di destinazione, soprattutto in Sicilia, dove sono stati migliaia di pederobesi, però anche là il parroco Don Bruno Fraccaro di Pederobba si lamentava con le autorità perché non li tenevano insieme, li hanno sparpagliati in più paesi da una costa all'altra, da Termini Imerese a Cefalù, da Sala Paruta a Girgenti a Gibellina. E come non bastasse questo, poi è arrivata anche la spagnola e molti sono stati colpiti e purtroppo morti, sepolti nei cimiteri siciliani, perché non c'era possibilità di portare a casa i cadaveri. Poi c'è stato il rientro, fortunatamente alla fine della guerra, nel 18, loro sono tornati la maggioranza nel 19 e hanno trovato un paese devastato, case squarciate, chiese distrutte, e quindi con tanta disperazione si sono rimboccati le maniche per ricostruire da quei pochi sassi che erano rimasti. Alcuni non ce l'hanno fatta, sono morti di crepacuore, era troppo catastrofico quello che avevano davanti. Mai a Pederobba era successo un evento così apocalittico, nemmeno il terremoto del 1697 di Santa Costanza, che aveva distrutto quasi tutto l'abitato. Qui invece è stato un terremoto bellico che è durato un anno, e poi anche i tempi della ricostruzione. Le baracche che sono arrivate dal governo, poche, ma sono servite per avere un tetto almeno dove ripararsi, e sono andate avanti fino al 24, quindi per 5 anni. E questo motivi sostanzialmente che hanno portato questo prestigioso riconoscimento dopo 100 anni, però vuol dire che la memoria dei giovani, dei ragazzi, per i nostri nonni e bisnonni è ancora viva, perché grazie a loro si sono messe le radici del nostro territorio, della nostra popolazione. Quindi è una medaglia davvero che è riconosciuta, che va ai nostri nonni, ma che sia anche un testimone per le generazioni future. È stato un piacere per me vedere tanti ragazzi presenti durante la cerimonia. Penso e spero che sia un lascito a loro, per la loro memoria, che si ricordino i sacrifici dei loro nonni, dei loro bisnonni, perché hanno donato la democrazia ai tanti giovani che sono nel nostro territorio. Ma è un'emozione incredibile, perché le mie origini comunque sono qui. E come ho detto prima, ricordo quando mia nonna mi raccontava, che era del 1906, mi raccontava delle peripezie del fatto di essere stata profuga di guerra.
Quindi oggi che ci sia stato questo riconoscimento non è il riconoscimento dello Stato, ma è il riconoscimento anche che ognuno di noi che ha avuto questi nonni, questi bisnonni che hanno sofferto per questa guerra, lo consegnano proprio a loro, per ricordarci anche che le guerre purtroppo sono causa di grandissime sofferenze che si tramandano di padre in figlio, e quindi per ricordarci sempre che la guerra è un evento che deve essere evitato quanto più possibile.